Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo della mascherina, oggi vedremo un po' come con i quadranti radiostesici riusciremo a vedere e a capire quale lavoro di alta magia operativa potremo fare per attivare delle energie propiziatorie, i vari riti operativi, le varie categorie operative. Chiaramente questo qui è solamente un piccolo assaggio per i neofiti, per riuscire a capire come si può iniziare a intravedere una ricerca radiostesica secondo queste possibilità tramite la radiostesia. E quindi il vostro Marietto Veneziano, prima di iniziare, vi chiede di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano di The Guard, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 ci sarà un percorso esoterico tenuto a livello gratis, non si paga niente, potete venire tutti e chiunque, e qui sotto in descrizione vedete il link per potervi iscrivere. Bene, adesso iniziamo questa micro pillola, quindi prendete il vostro quadrante radiostesico per la valutazione che potete trovare tranquillamente nel sito del capitano.altervista.org, e se questa ricerca radiostesica è per qualcun altro dovete mettere il testimone qui, vedete? Qui nel cerchiolino potete mettere una fotografia, un nome scritto su un pezzo di carta con la data e il cognome e la data di nascita, oppure qualche capello o qualche pezzettino di unghia, oppure un batuffolo imbevuto con la sua saliva, e facciamo la domanda al quadrante radiostesico se va bene questa ricerca radiostesica per trovare quale sia il rito operativo propiziatorio per aiutare questa persona. Quindi prendete il vostro pendolino e chiedete se va bene questo lavoro di indagine radiostesica, e vedete che il pendolino a questo punto qui ci dice di sì, quindi siamo sicuri che questa ricerca radiostesica può andare bene per il nostro caso, che è chiaramente un caso ipotetico, solamente didattico, quindi voi praticamente in questo modo sapete che siete sulla strada giusta, e bisogna sempre chiedere al pendolino se quello che stiamo facendo è positivo e va bene. Quindi fatto questo, andiamo avanti con la nostra ricerca. Quindi prenderemo quest'altro quadrante radiostesico per la valutazione della cura, vedete che potete sempre trovare nel capitano.altervista.org, e mettete qui sempre il vostro testimone. Vediamo con il pendolino se come andrà questa ricerca e come andrà questo rito operativo, se sarà positivo, favorevole o no. E vedete che anche con questo quadrante radiostesico vediamo che il nostro lavoro di ricerca sarà favorevole, vedete? Molto bene, quindi siamo sicuri che siamo sulla strada giusta e la nostra ricerca sarà coronata a successo. Bene, fatto questo, vediamo anche il periodo dell'anno in cui dovremo operare con questo tipo di riti propiziatori, perché chiaramente non si possono fare in qualsiasi tipo dell'anno, e quindi chiediamo sempre al nostro pendolino, sempre mettendo il testimone, in che periodo dell'anno possiamo iniziare a operare, e vedete che ci dice giugno. Chiaramente poi dipende sempre anche dal rito operativo, perché ci sono dei riti operativi propiziatori che vanno per tutto l'anno, e ci sono riti operativi che invece vanno solamente per un mese o determinati giorni di un mese o di una settimana. Vedete? Quindi siamo sicuri che per giugno noi potremo iniziare a fare i nostri riti operativi per quel determinato testimone. E poi prendiamo questo circuito quadrante radiostesico per la valutazione di un intervento di rito propiziatorio, e vedete che abbiamo rito egizio, rito caldeo, rito rosa croce, rituale dell'abate, i trittici, rito annuale e rituali sacri. E a questo punto qui mettiamo il nostro testimone, vedete, prendiamo il nostro pentolino e vediamo
Questo qui chiaramente non è un rito, ma sono delle qualità di riti. Ogni categoria di riti ha più riti, no? E io qui chiaramente faccio solamente vedere un piccolo assaggio della ricerca radiostesica per cercare il rito propiziatorio. E in questo caso qui il nostro testimone ha bisogno di un rito caldeo, vedete? Quindi si va sul sicuro sul rito caldeo. Poi chiaramente i riti caldei ce ne sono parecchi, ad esempio uno dei più importanti è il rito di Ashtar. Poi ci sono i riti egizi, i riti di Rosacroce, i rituali sacri e via dicendo. Chiaramente questi sono i riti che il vostro marietto veneziano, riti propiziatori, e la vostra Hildegard usano per la maggior parte delle volte. Chiaramente dentro ogni sezione, ogni spicchio, ogni categoria di riti ha parecchi altri riti, cioè sottoriti, nel senso che non esiste solo un rito caldeo, ma ce ne sono tanti che partecipano alla branca dei riti caldei, lo stesso dei riti egizi, lo stesso dei trittici. C'è il trittico d'amore, il trittico per aiutare ad esempio andare a scuola, il trittico per una vicenda legale, il trittico della fortuna e quant'altro. Bene cari amici, oggi per il momento il vostro marietto veneziano ha finito qui per questa piccola pillola introduttiva sui rituali propiziatori che servono appunto per propiziare una ditta, una persona, cioè nel senso cercano di aiutare in modo propositivo a cercare delle soluzioni indolori e in un certo senso attirare situazioni positive per la persona o per la ditta, per la società o per lo studio di qualsiasi esso sia l'attività. Bene cari amici, il vostro marietto è finito qui, vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove a lunedì sera teniamo un percorso esoterico gratuito alle 20:30. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!